Fioriere senza fiori e aste senza bandiera, non una bandiera qualunque, quella di Bassano del Grappa. Nella piazza silenziosa del lunedì mattina l'immagine che manca salta ancora di più all'occhio. Sventolano l'Europa, l'Italia e il Veneto, manca Bassano. Così come mancano da anni ormai i fiori per i quali le fioriere che svettano sui lampioni erano state pensate. Basterebbe poco, una spesa di qualche centinaio di euro, per cancellare le scritte che invece da mesi sono comparse sui muri della scuola elementare Mazzini di Piazza Trento. Servirebbe forse qualche soldino in più, ma nemmeno questo intervento ancora è stato fatto. Davanti alla scuola primaria stamattina c'era anche questa bici abbandonata. Ecco le foto invece del resto del centro storico, sono di ieri, inviate da un nostro telespettatore. Sporcizia proprio nella piazzetta del municipio, dove alcuni esercenti oggi ci hanno segnalato anche la continua presenza di deiezioni di cani. Siamo andati questa mattina a vedere la situazione e abbiamo trovato questo: in discesa Brocchi e in via Verci. C'è spesso l'immondizia? Sicuramente sì, ogni giorno 24 ore su 24. Ma è possibile che la città sia così Perché quando sporca? passano gli addetti e se non è in regola lasciano là. Cosa chiede il comune? Quello che chiede, un po' di lungimiranza, stop. Il comune dovrebbe fare appunto una politica un po' più attenta, cioè fare dei controlli appunto personale sulle vie, e quando becca qualcuno, cioè, automaticamente sanzionarlo. Chiedono più pulizia ai cittadini nelle strade e una politica di risparmio che pensi un po' di più al decoro e alla bellezza della città. Sicuramente la bandiera di Bassano non può mancare.